Bentrovati, buongiorno, buona domenica soprattutto telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche oggi per raccontarvi di questo fine settimana a nord-est, tanti i fronti che monitoreremo. Del resto è una domenica da bollino rosso sulle strade e autostrade, sono schierate le forze dell'ordine, ma insomma faremo il punto. Mi hanno raggiunto in studio, li saluto per questo, li ringrazio, Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, che insomma ben conosce il fenomeno del traffico e poi parleremo di A4 e del tratto maledetto. Do il benvenuto anche a Stefano Marcona, presidente della provincia di Treviso, sindaco di Castelfranco. Con lui insomma i temi si sprecheranno perché insomma siamo alla fine anche di una settimana complicata, l'ennesima sul fronte del maltempo, e poi chiaramente ci sarà una nutrita pagina politica perché i nodi da sciogliere in vista delle regionali sono ancora innumerevoli, tantissimi. Però prima la cronaca, come sempre dobbiamo partire dalla cronaca e dalle ore di apprensione che si stanno vivendo a Mestre, dove ieri sera un bimbo di 1 anno e mezzo è caduto dal quinto piano di un condominio. Il piccolo si sarebbe infilato tra le barre di ferro del parapetto, tra una lastra di vetro smerigliato e l'altra. Dopo 5 piani di caduta praticamente libera è finito sulla tettoia in plastica ondulata di un condizionatore e poi sul terreno. Il dramma si è consumato tra Corso del Popolo, il parcheggio del supermercato Interspar e dell'Hybrid Tower. Qui l'allarme è scattato alle 20:30 e qui sono immediatamente intervenuti i soccorsi, innanzitutto gli operatori del SUEM 118. La famiglia di origini bengalesi ma residente in quel condominio da circa 10 anni, a quell'ora era divisa. Il padre trentenne si trovava al lavoro. In casa, a quanto si apprende, c'era la madre del piccolo, ci sono anche altri 2 fratelli. I medici sono riusciti a stabilizzare il piccolo di 1 anno e mezzo e a trasportarlo d'urgenza all'ospedale di Padova per competenza pediatrica in condizioni che sono tuttora gravissime. La famiglia ovviamente l'ha seguito, ci sono in ospedale la madre ma anche la nonna che abita in un altro appartamento sempre del complesso di Corso del Popolo. Ed è stata una notte da tregenda a Cavallino Treporti. Ritorniamo a parlare di maltempo. C'è stato un fenomeno molto forte ma localizzato. Siamo sulla strada provinciale 42 via Fausta che è stata riaperta in tempi record all'alba. Del resto, insomma, parliamo di una giornata difficile proprio per il controesodo e quindi insomma potete immaginare quanto il fronte sia sensibile. Quindi una notte da tregenda con numerosi alberi che sono precipitati al suolo. Ci colleghiamo, dovrebbe essere in linea per questo la sindaca di Cavallino Treporti, Roberta Nesto. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Ecco, se abbiamo ricostruito correttamente, ieri sera alle 11:30 su via Fausta in particolare si è scatenato l'inferno. Un vento fortissimo ha sferzato l'arteria e cos'è successo, sindaco? Allora, l'aspetto positivo, perché a me piace sempre partire dalle cose positive, è stato che non ci sono feriti, non ci sono persone coinvolte. Noi avevamo finito la manifestazione clou dell'estate di Cavallino Treporti, il Beach on Fire, 13 chilometri di spettacolo pirotecnico, di fuochi d'artificio, e avevamo concluso la manifestazione con tutto molto positivo. Si prevedeva appunto che ci sarebbe stata un po' di pioggia, ma in realtà a tratti, soprattutto nella parte finale della nostra penisola, cioè da Cassavio a Punta Sabbioni, c'è stato questo forte vento e forte pioggia. Le alberature di via Fausta, circa una decina di pini, sono stati divelti, e poi tutta una serie di alberature sulle viabilità locali, quindi la provinciale e viabilità locale. Ovviamente sono stati richiamati all'ordine tutti i volontari di protezione civile nostri, quindi hanno collaborato e lavorato in sinergia con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre 5 squadre di civici pompieri volontari, 4 squadre del Corpo Nazionale, più altre squadre che erano venute giù per darsi assistenza per l'evento Beach on Fire e quindi si sono prestati per questa
questa situazione. Quindi avevamo volontari dal Trentino, volontari da Pieve del Grappa e quindi in sostanza il grande intervento delle ditte locali e di città metropolitana ci hanno consentito all'alba di avere via Fausta praticabile, e questo è una grande, perché noi abbiamo solo 2 arterie, quindi è una grande soddisfazione, un grande orgoglio, perché vuol dire che siamo competenti, preparati e ovviamente nonostante i cambiamenti climatici e le difficoltà, insomma, abbiamo avuto un buon risultato. Con Cristiano Pellizzaro, che ringrazio, abbiamo fatto anche un giro, una panoramica tra i campeggi che, come sapete, sono le realtà fondamentali di Cavallino Tre Porti. Non c'è stato nemmeno lì nessun ferito né danni ingenti, quindi è andata bene. L'operatività massima della macchina comunale, della protezione civile, dei vigili del fuoco della città metropolitana, però Sindaco, ancora una volta di fronte a questi eventi ci troviamo a parlare di tragedie sfiorate di fatto, fortunatamente, però questo significa che qualcosa sta cambiando. Assolutamente, concordo con lei, dobbiamo essere consapevoli che a volte ci troviamo veramente in una situazione in cui bisogna gestire delle emergenze a cui non eravamo preparati, per cui la grande sfida per il futuro quale è, a mio avviso, è quella di prepararci ancora di più in termini di competenze, di mezzi, di uomini, e questo noi lo stiamo facendo territorialmente, ma credo che lo stiamo facendo anche fuori territorio, perché gli interventi di città metropolitana dei Vigili del Fuoco anche ieri sera sono stati tempestivi, ma noi eravamo già operativi, avevamo già aperto il COC in tempo reale, il Comitato Organizzativo Comunale, quindi praticamente il Centro Operativo Comunale, in maniera tale che così siamo riusciti a coordinare e a gestire tutto nell'immediatezza. Quindi essere pronti, essere formati, essere preparati e avere attrezzature. E questo credo che sia proprio l'ABC. A questo si deve aggiungere che ovviamente dobbiamo fare una riflessione più profonda sul tema cambiamenti climatici, ma non credo che possa essere soltanto una riflessione locale, ma deve essere una riflessione più generalizzata. Noi in termini locali ovviamente abbiamo un territorio che è relativamente poco urbanizzato, quindi tante alberature e quindi anche l'acqua scola, non abbiamo per il momento grossi problemi, se non nelle immediatezze quando ci sono le bombe d'acqua c'è bisogno del tempo che si riassorba, però dobbiamo prestare attenzione alle alberature e difatti stiamo facendo un censimento, una verifica, perché anche da questo punto di vista dobbiamo fare prevenzione e non stancarci di farla. Sindaco Nesto, grazie davvero per questa panoramica da Cavallino Tre Porti. Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Tre Porti, presidente tra l'altro dei sindaci del litorale. Grazie Nesto. Sindaco Marcon, mi sa che forse già questa settimana con lei abbiamo parlato di alberature, è un tema quello delle alberature, è l'estate degli alberi crollati, mi permetta questo titolo, ma del resto da Conegliano a Sanfior, Castelfranco stessa. Tra l'altro vi mostro delle immagini in tempo reale di fatto che arrivano dalla Restera, siamo a Treviso, anche qui dobbiamo indagare sulle cause, sulla dinamica. È caduto, è di fatto sradicato, lo vedrete fra pochissimo, un albero, anche un albero di grosse dimensioni che si è adagiato di fatto sul Sile. Scene così sono sempre più frequenti, Presidente. È così e credo che sia pienamente condivisibile quello che è stato detto dal sindaco di Cavallino Tre Porti, e tra queste cose il censimento delle alberature di ogni singolo ente locale è uno strumento che consente di fare prevenzione, perché ti dà la fotografia dello stato di salute di ogni singolo albero. È un investimento da fare perché insomma, sono il patrimonio arboreo della provincia di Treviso piuttosto che dei singoli 94 comuni che compongono la provincia, è un patrimonio importante, però si vede che è quello strumento che ti consente di darti un indirizzo su dove intervenire, e poi laddove serva bisogna tagliarli gli alberi, ancorché oggi sia ancora un tema
che divide, che scatena un po' di dibattimento pubblico ogni qualvolta si interviene, si vede che i censimenti danno la possibilità di abbattere quegli alberi che sono malati, ed essendo malati magari a prima vista non si vedono, no? Sono i primi che possono cadere nel momento in cui si verificassero degli eventi atmosferici come quelli che hanno colpito questa notte Cavallino Treporti, così come hanno colpito Castelfranco Veneto domenica scorsa, un fortunale, una tromba d'aria che dura una decina di minuti, difficilmente, anzi impossibili da prevedere, sia nella loro localizzazione che nella loro intensità, e questo insomma laddove tu abbia la possibilità di intervenire e tagliare gli alberi che sono malati, probabilmente diminuisci il rischio che questi cadano laddove si verifichi un evento come quello di questa notte. Tra l'altro ritorneremo a parlare nel corso di questa prima edizione proprio di maltempo dopo i fatti di Padova e Mestre, soprattutto a metà settimana. L'altro fronte caldo, caldissimo di queste ore, di questi minuti, è il traffico. Autostrade Alto Adriatico ha contato, stimato in circa 200.000, 190.000 i mezzi che hanno transitato nell'arco di 24 ore in questo fine settimana, con problematiche soprattutto nella zona dell'Isert. Approfitto della presenza di Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, per capire cosa sta accadendo. Sapete che Cessalto si trova all'altezza, anzi più che si trova all'altezza è diviso a metà proprio dalla 4, e non da un tratto qualsiasi ma dal cosiddetto famigerato tratto maledetto della 4. Come procede Crosato? Che giorni sono per la sua comunità? Beh, giorni intensi. Oggi c'era anche l'allerta del traffico, è cessato la coda che c'era verso le 11. Comunque parliamo di tutto il litorale di circa 13 milioni di turisti. Si hanno passaggi, appunto, come hai detto Cristian, nei 3-4 giorni di Ferragosto circa 700.000 auto, con picchi orari ad Olo dove viene identificato il volume di circa 5.000 auto l'ora nel momento più tragico, e quindi stiamo parlando di un traffico importante. Di positivo c'è che da quest'anno i sovrappassi autostradali sono venuti giù, stanno già facendo. Ricordo che a Cessalto abbiamo 5 sovrappassi autostradali che si stanno rifacendo, e quindi oltre ad essere di buon auspicio si vede effettivamente la terza corsia. Si vede la luce dopo luce decenni è una soluzione importante, anche perché ricordo che recentemente abbiamo visto la firma del contratto di appalto per il sedime, perché prima si fanno i sovrappassi, si buttano giù i sovrappassi, si rifanno, si allargano, e poi successivamente il sedime. È un sedime ex novo perché anche per arrivare a un giusto compromesso idraulico e migliorare la viabilità, l'autostrada sarà completamente rifatta, non sarà un vero e proprio, ci hanno spiegato dal punto di vista tecnico, non sarà solamente un ampliamento. Stiamo parlando di quasi oltre 1 miliardo di euro investiti, quindi una cifra esorbitante, però è anche la capacità da parte dell'azienda, da parte delle due regioni e tutto il sistema di riuscire a atterrare delle risorse così importanti, e anche una prova effettiva di autonomia, riuscire a gestire delle risorse così importanti, ricordandosi che solo il 10% deriva da risorse pubbliche. E che si metta finalmente un punto a una vicenda che si trascina da decenni, per certi versi anche vergognosa, possiamo dirlo. Beh, è il sistema Italia, purtroppo, no? In queste grandi opere, laddove non arrivi un commissario, corrono il rischio di trascinarsi per decenni. A me viene in mente sempre la Salerno-Reggio Calabria, che non è che sia un esempio molto virtuoso di un paese che è in grado di realizzare opere pubbliche. E quindi sì, si mette un punto veramente questa volta concreto che andrà a risolvere un problema.
E speriamo che in qualche modo ci possa essere un'evoluzione normativa che tragga esempio da questi esempi che non sono tra i più edificanti, che purtroppo però caratterizzano il nostro Paese. E qui entriamo in un tema di discussione politica dove lo faremo dopo tardi, magari. Però insomma il tratto maledetto è stato un po' la nostra Salerno-Reggio Calabria. Devo dire però, se mi è consentito, che con l'avvento della pedemontana alcune criticità su quel tratto lì sono state in qualche modo mitigate. Oggi chi frequenta l'A4 in quel tratto di Cessalto in questo periodo sono persone che frequentano i litorali nostri e quindi rientrano magari in direzioni est piuttosto che nord e necessariamente devono passare di lì. Chi invece magari da est piuttosto che da nord si reca verso ovest, zona Milano, Torino, oggi ha il bypass della pedemontana che in quel di Porto Gruaro consente un attimino e che in questi mesi, c'è da di dire, ha avuto un aumento di passaggi, ma anche qui è un argomento del quale sentiremo parlare parecchio nei prossimi mesi, proprio di pedemontana veneta in vista delle regionali. Rimaniamo sul controesodo, diamo un po' di numeri reali e ci concentriamo soprattutto sull'Isert, così la nostra redazione di Trieste. Hanno raggiunto i 7 km di lunghezza le code alla barriera autostradale dell'Isert in direzione da Trieste a Monfalcone, con circa 1500 veicoli in più rispetto allo stesso sabato di un anno fa, pari a un aumento del 15%. L'ingorgo si è formato per la concomitanza dell'avvio del controesodo dalle vacanze, che tradizionalmente mette sotto pressione proprio l'Isert, e le deviazioni presenti sulla superstrada slovena H4, chiusa per ristrutturazione, che a loro volta hanno comportato un calo drastico, meno 66%, del traffico sulla Villesse-Gorizia, circa 2000 transiti in meno. Code da record, tenendo anche conto che sono esclusi i mezzi pesanti che non hanno circolato dalle 8 alle 16 e che saranno fermi anche domani dalle 7 alle 22. La situazione più pesante si verifica in provincia di Trieste. Il traffico di chi rientra dalle ferie d'agosto si è riversato non soltanto sul raccordo autostradale, ma anche sulla viabilità del Carso e soprattutto sulla strada costiera, con lunghe code segnalate a tratti anche già dall'altezza di Grignano fino a Monfalcone, come documentano queste immagini. Tornando alla rete di autostrade Alto Adriatico, complessivamente si registra un meno 3% di transiti rispetto allo stesso sabato del 2024, in recupero rispetto alla mattinata, meno 8%. Code si registrano come previsto sulla 23 in direzione Palmanova in immissione verso Venezia per arrivo di turisti tedeschi e austriaci verso il casello di Latisana e nell'altro verso dalla A4 verso A23 direzione Tarvisio per chi rientra dalle località di mare. E noi ritorniamo alla giornata di ieri, è probabilmente uno dei casi più tristi dell'ultima settimana, una settimana molto dura segnata da troppi incidenti con protagonisti dei giovani, dei bambini, dei ragazzini. Ieri l'ultima preghiera per Vladislav Malamen nella canonica di Murelle di Villanova di Campo San Piero, dove il bimbo di 6 anni, travolto e ucciso da un'auto a Santa Maria di Sala, era stato ospitato, era ospite dopo essere fuggito dalla guerra nel suo paese. Si trovava da qualche settimana a Campo San Piero con la mamma. L'incidente, il bimbo è stato investito appunto a Santa Maria di Sala nella giornata, nel pomeriggio di mercoledì. Ieri quindi la preghiera per questo piccolo. È venuto per ricevere e se n'è andato donato. Lo hanno voluto ricordare così perché la breve vita di Vladi è stata proprio questa, la ricerca della pace e la sua grande generosità. Vladislav, per tutti Vladi, 6 anni, è morto nella notte assistito dalla sua famiglia nel reparto di terapia intensiva in pediatria all'ospedale di Padova. Mercoledì, mentre attraversava la strada con la mamma, è stato investito da un'auto. I genitori hanno consentito la donazione degli organi del bimbo a Murelle di Villanova di Campo San Piero, nell'ex canonica dove abitava da 3 settimane dopo il suo arrivo dall'Ucraina, una preghiera per il piccolo e per abbracciare la sua famiglia distrutta dal dolore. Vladi ha donato gli organi, ha donato il suo cuore, ci consola il fatto che il suo cuore batte ancora e batte di una generosità immensa, lui che è venuto qui per cercare la pace.
e forse non l'ha trovata neanche qui purtroppo, ma lui ci insegna molto con questo suo gesto di grande generosità, grazie anche ai suoi genitori che hanno pensato a questo dono grande, che diventa un po' anche, dicevo prima, diventa anche uno stimolo, diventa anche un incoraggiamento per noi, anche un incoraggiamento di speranza per aiutare di più queste persone che sono dentro a una guerra. Erano fuggiti dalla guerra da Odessa i genitori di Vladi per dare ai figli un futuro di pace ed erano arrivati a Padova a fine luglio. A settembre il piccolo avrebbe iniziato la prima elementare, ma il suo sorriso si è spento per colpa di un'auto che l'ha investito. Secondo quanto ricostruito, il conducente avrebbe tentato di superare una vettura che si era fermata lungo la Noalese Santa Maria di Sala per far attraversare sulle strisce pedonali Vladi con la mamma. Ora l'autista è indagato per omicidio stradale. Le condizioni del piccolo erano parse fin da subito disperate. Venerdì notte, dopo aver dichiarato nelle ore precedenti la morte cerebrale, le macchine che lo tenevano in vita sono state staccate. I medici hanno atteso che arrivasse in Italia anche il fratello più grande per l'ultimo abbraccio. La mamma, durante la preghiera, attraverso l'interprete ha voluto dire queste parole. Dovete stare attenti anche con suoi bambini, con suoi gente che è vicino a voi, perché la vita è molto importante. Ora l'avvio delle procedure per l'espatrio della salma di Vladi per i funerali che verranno celebrati ad Odessa, l'ultimo viaggio del piccolo per tornare nella sua terra. Forse Vladi Valac ci insegna proprio a chiedere con più insistenza il dono della pace. Lui ce lo insegna perché proprio ha donato tutto. Ad Arzignano invece nel Vicentino l'ultimo saluto a Mattia Cardascia che insieme a Giulio Pizzolato ha perso la vita nell'incidente di Ferragosto. Tanti i giovani che hanno partecipato al funerale al Duomo di Ognissanti. È il giorno dell'addio, l'ultimo saluto a Mattia Cardascia. La sua vita si è spezzata a 16 anni, ma nella piazza che attende l'arrivo del feretro davanti al Duomo di Ognissanti di Arzignano, lacrime e preghiere sono rivolte anche a Giulio Pizzolato. I due giovani amici hanno condiviso un destino tragico, vittime della tragedia di Ferragosto, quando la loro moto lungo la provinciale 31, Val di Chiampo, si è schiantata contro la macchina di un cinquantenne di Arzignano che adesso sarebbe ai domiciliari, mentre la procura avrebbe aperto un'inchiesta per duplice omicidio stradale. Ma oggi è il giorno dell'addio. La piazza è gremita di cittadini, amici, conoscenti. Suonano le campane quando arriva la macchina che porta la bara bianca. Sono momenti intensi di forte commozione. La comunità è unita attorno alla famiglia di Mattia. A 16 anni non è giusto vedersi stroncare la vita. Non si può vedersi negare il futuro pieno. Ma quel sorriso di Mattia, diceva mamma Margherita, che riempiva la casa, un sorriso contagioso. Il suo ridere con tutto se stesso, tutta questa gioia che la sua persona sprigionava, noi oggi qui la dobbiamo raccogliere come eredità. Tantissimi giovani, ed è a loro che si rivolge Don Gigi nella sua omelia quando li invita a non smettere mai di sognare, di guardare avanti e di alzare lo sguardo al cielo per pregare. E vi invito a pregare, ragazzi, lo fate a modo vostro. Con una canzone, con un testo, con uno sguardo al tramonto. Ma pregate, non siete soli. Dio non è vostro concorrente e disegna con voi i vostri sogni. Ciao Mattia, ciao Giulio. Suonano le campane alla fine della messa. Fuori dalla chiesa uno striscione. Ciao Mattia, il ricordo del tuo sorriso e della tua dolcezza sarà cura per i nostri cuori infranti. Nel piazzale si riuniscono centinaia di persone per l'ultimo saluto. Volano due gruppi di palloncini bianchi verso il cielo, uno per Mattia, l'altro per Giulio. E poi una colomba bianca, un segno di Dio, di speranza.
Tante troppe tragedie stradali in questi giorni, Sindaco Marcon. Tra l'altro la sua comunità Castelfranco è stata interessata da una tragedia pochi giorni fa, la morte di Martin Pattaro a Loreggia, questo giovane di 16 anni che frequentava le scuole proprio a Castelfranco. È una scia impressionante in quest'estate più che nelle scorse. Non so se più o meno delle scorse. A luglio avevamo dei dati che ci dicevano che rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso eravamo in calo di quasi il 30% a luglio. Oggi bisognerebbe avere i dati aggiornati, però al di là dei dati il tema di incidentalità stradale che vede poi vittime e giovani suscita sia negli amministratori che nelle comunità un sentimento che ci dice che dobbiamo dare il massimo perché queste cose non succedano più. E ci si sta applicando a tutti i livelli, si lavora per cercare di fare formazione nelle scuole. Noi in provincia di Treviso organizzeremo anche quest'anno dei drive camp dove, invitando le scuole, faremo vedere fisicamente quali sono i rischi di comportamenti non corretti alla guida di un mezzo, piuttosto che cosa succede se ti investe un'auto o un motorino a 30 piuttosto che a 50 km/h, perché 50 km/h è già una velocità che può provocare una vittima. E quindi bisogna continuare a cercare di far sì che entri nella consapevolezza di ognuno che guida un'auto, una bicicletta, un camion, un autobus, piuttosto che vada a piedi, della responsabilità che ha nel fare quel tipo di azione. Quando guidi devi rimanere concentrato alla guida perché non ti viene concessa una seconda possibilità, né a te né agli altri, perché si possono cagionare, come si vede purtroppo, danni anche ad altre persone. Bisogna lavorare sempre di più per far sì che la gente sappia che quando si guida bisogna fare solo quella cosa, non ci si può distrarre a guardare un telefonino. Quindi concentrarsi sui comportamenti individuali. Tema collaterale è quello, lo sappiamo, degli autovelox. Vi porto per questo a Padova, nell'Alta Padovana, dove da settembre saranno riaccesi tutti i dispositivi elettronici di controllo della velocità. A settembre, tra l'altro, scatta il censimento degli autovelox voluto dal ministro Salvini. Da settembre verranno riaccesi tutti gli autovelox posizionati lungo le strade dei 10 comuni del Campo San Pierese nell'Alta Padovana, 4 lungo la strada regionale 308, 2 lungo la provinciale 46 Brentana e 1 in ciascuno dei 10 comuni della federazione. La decisione è stata deliberata dalla Giunta federata che, come atto di indirizzo al comando della polizia locale, ha dato incarico di riaccendere i dispositivi che erano stati spenti lo scorso marzo dopo le polemiche seguite alle omologazioni che ponevano dubbi sulla legittimità delle sanzioni. Un decreto interministeriale firmato dai ministri Matteo Salvini e Matteo Piantedosi nei mesi scorsi ha chiarito così la questione, così come un decreto prefettizio dello scorso 1° luglio con i quali vengono confermati i tratti di strada del Campo San Pierese dove erano stati posizionati i velox. L'atto firmato dalla Giunta dei Sindaci è stato un segnale di responsabilità che ci vede come sempre in prima linea nelle decisioni, a volte anche impopolari, ma che sono rivolte come sempre alla sicurezza dei nostri cittadini, ha spiegato in una nota il presidente di turno della federazione Walter Gallo, sindaco di Campodarsego. Tema sempre incandescente, quello degli autovelox. A settembre scatta il censimento di Salvini, c'erano state delle note ministeriali di chiarimento. Il problema è quello della differenza, no, tra autovelox autorizzato, approvato e autovelox omologato. Tanti sindaci dicono che non si è fatta in realtà chiarezza e che sulle loro teste pendono come delle spade di Damocle i ricorsi degli automobilisti. Qual è la verità? Cioè, c'è chiarezza sufficiente per adottare e applicare gli autovelox? Sì, no? Lei che cosa fa, sindaco Marcon a Castelfranco? A Castelfranco non abbiamo neanche un autovelox, non ce l'ho, avevo un sistema per il rilevamento degli attraversamenti con il rosso, un T-Red, che ho spento.
ho anticipato lo spegnimento perché è in un incrocio dove andremo a realizzare una rotatoria, ma non essendo a norma, perché così è oggi, ho deciso di spegnerlo e nel tempo via via ho deciso di potenziare il corpo di polizia locale. Ad inizio del mio mandato contava 13 agenti, oggi ne abbiamo 19. E quindi questo mi consente di pattugliare il territorio meglio. L'ho dotato questo corpo di strumenti a norma per poter effettuare i controlli che sono propri della polizia locale e agisco così. Rispetto agli autovelox, via via nel tempo, l'utilizzo caratterizzato fondamentalmente dalla ricerca di sicurezza, ed è sacrosanto che si cerchi in qualche modo di mettere in sicurezza i territori. Questo però ha prodotto anche una nomea, chiamiamola così, che è nota, no? E quindi io gradisco quegli autovelox che sono stati indirizzati dalla norma iniziale, cioè che prevedevano magari 2 corsie, come minimo 2 corsie per ogni senso di marcia, che fossero posti in quelle zone dove vi era il limite a 90 km all'ora, aveva un senso. Ce n'è ancora su alcune zone critiche, però se noi andiamo a identificare le zone critiche del territorio e facciamo sì che queste siano ogni zona dove succede un incidente o c'è un potenziale incidente, noi ci troveremo con i territori disseminati in misura ancora maggiore di autovelox rispetto a quel che già è. L'Italia è il paese, credo, che in Europa ha più autovelox. Lei non è un fan degli autovelox, no. Ne abbiamo parlato più volte anche nel recente passato. Non condanno però i miei colleghi che invece fanno scelte diverse e si rendono responsabili di queste scelte e ne rendono conto alle comunità. Il filone della sicurezza è prioritario, però devi agire in modo legittimo. E se la legittimità di questi strumenti non è chiara, se siamo in un alveo ancora di nubi, no, io credo sia opportuno cercare di mettere in pista altri strumenti. Credetemi, assumere 6 agenti di polizia locale, e farò di più, credo che potenzierò ancora di più il comando di polizia locale, è una scelta difficile da fare, perché nell'ambito delle assunzioni il personale devi decidere se metti polizia locale piuttosto che un addetto ai servizi sociali, piuttosto che un addetto alla biblioteca, perché il numero rimane quello e sono scelte politiche. Però che si lei fa. dà priorità alla polizia locale. Mi pare di capire, il concetto è meglio una pattuglia fisica sul territorio che un dispositivo elettronico. Ma anche perché ti ritorna dalla cittadinanza la percezione che ci sia un territorio presidiato. Quando vedi un'auto dei vigili, perché continuano a chiamarli così nei comuni, è una bella sensazione di sicurezza, una bella percezione che ti viene come ritorno. D'altronde, se gli autovelox diventano magari uno strumento che fa controllo del territorio e va a sostituire altre carenze, è una scelta che si fa. Crosato, lei che cosa sta facendo a Cessalto? Ci sono autovelox, li sta utilizzando, ha paura dei ricorsi? No, noi non abbiamo autovelox fissi, e anch'io la penso come Stefano. Ho un autovelox mobile, però c'è un agente, c'è una pattuglia che va a identificare poi l'auto e quant'altro, e quindi c'è un metodo completamente diverso e anche il senso di sicurezza. Io venerdì ero a bordo dell'auto, perché nei piccoli comuni, come più volte voi avete dato pubblicità a questa cosa, siamo effettivamente sulla strada e volevo vedere come funzionava il nuovo sistema, il Targa System ad esempio. E non l'ho voluto proprio mobile, in modo tale che ci sia proprio il vigile in presenza e vada a identificare se c'è stata la revisione, se c'è stata l'assicurazione. Questo è fondamentale, perché poi quando succede un incidente si fa un incidente con un veicolo non assicurato, è un dramma. Guai. E questo è stato acquistato dal Comune di Chiarano, però noi ci prestiamo tutte le varie strumentazioni all'interno del coordinamento unico. Sto acquistando e sto facendo formazione per quanto riguarda il controllo del tachigrafo digitale dei veicoli pesanti. Questo è fondamentale anche per andare a identificare soprattutto i momenti in cui dovevano riposare o non dovevano riposare, per quanto riguarda soprattutto i camion stranieri. Purtroppo Cessalto è l'uscita. Quindi ci sono nuove strumentazioni tecnologiche, ma
il fattore umano resta imprescindibile. Sì, assolutamente. Noi abbiamo la fortuna di avere in un piccolo comune come il nostro 2 agenti. Abbiamo fatto il gruppo di coordinamento attraverso il servizio unico con Chiarano, Gorgo e Meduna, e ci prestiamo gli agenti e riusciamo ad avere una copertura oraria importante. Allora, non so se è collegato Massimo Bortoluzzi da Belluno per parlare di frane e della stagione sull'Alemagna. Non c'è ancora Massimo Bortoluzzi, fra un po' faremo quindi un focus proprio sulla strada statale 51 in una giornata chiaramente complicata, delicata, ma restiamo sui temi della sicurezza. Parliamo di furti, andiamo a Varago di Maserada, dove ieri in pieno giorno alle 13 i ladri sono entrati a Villa Monti, un furto che preoccupa e fa discutere. Il servizio furto Villa Monti. Furto in pieno giorno verso le 13 a Villa Monti di Varago di Maserada. I malviventi, pare 3 o 4 persone a volto coperto, sono entrati rompendo la porta d'ingresso mentre il custode era momentaneamente assente. Con del tempo a disposizione sono quindi riusciti a mettere a soqquadro l'abitazione e avrebbero sottratto diversi beni e gioielli di grande valore, fuggendo poi a bordo di un'auto bianca che non si esclude sia rubata. I proprietari, avvisati, sarebbero poi rientrati solo nel pomeriggio e avrebbero già fatto una prima stima dei danni. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri di Maserada, che avrebbero anche interrogato i residenti delle case vicine per avere maggiori informazioni sull'accaduto. I proprietari invece preferiscono non commentare, trincerandosi nel silenzio. Quindi colpita ieri in pieno giorno alle 13, ma nel mirino in questi giorni c'è soprattutto la zona di Roncade, le frazioni di Vaglio, Musestre, San Cipriano, soprattutto San Cipriano. Ieri siamo stati a San Cipriano e abbiamo trovato una situazione per certi versi drammatica, una raffica di furti con i predoni che si sono nascosti e poi si sono dati alla fuga tra i campi. Vi raccontiamo la storia di questa famiglia. Mostra il salvadanaio a unicorno rotto dai ladri, la figlioletta di Mirko Mazzon e Chiara Dalla Tor. La loro casa alle porte di San Cipriano a Roncade è finita nel mirino in una serata di vera e propria follia, con i predoni che si sono poi allontanati tra i campi, visitando altre abitazioni e tentando altri furti nell'arco di quasi 2 ore. L'allarme qui in via Marconi, vicino al campo sportivo, suona alle 21:16. La famiglia si trova a una sagra. Quando il cellulare ha cominciato a suonare 1, 2, 3, 4 volte mi sono allarmato e siamo scappati a casa a controllare. Quando abbiamo aperto la porta ci siamo accorti che c'era tutto il salotto sottosopra, hanno aperto qualsiasi cassetto. L'abitazione è sottosopra, nessuna stanza è stata risparmiata, fin da subito appare chiara la traiettoria usata anche per la fuga. Avevano sfondato questa rete e sono fuoriusciti dai campi e si vedono anche delle impronte sul campo di mio papà, sull'orto, dove si vede proprio l'ingresso e l'uscita con tutti i segni delle scarpe. Impronte che i ladri hanno lasciato pure sul condizionatore usato per raggiungere la finestra del bagno, sfondata a sua volta con un piede di porco. Da qui hanno fatto irruzione per asportare tutto quello che hanno potuto, l'orologio di Mirko, i gioielli della moglie e appunto il salvadanaio di una delle figlie. La cosa che tocca più dentro è il salvadanaio della bimba, con i pochi risparmi che aveva, che però è più una cosa un po', come posso dire, un po' morale, ecco. Nel momento in cui ho sistemato le bambine e sono arrivata a casa, trovarsi di fronte alle scene è stato molto impattante, ecco, scioccante vorrei dire. Ma la visita in questa casa è stata la prima di una serie. I predoni hanno percorso tra i campi diverse centinaia di metri fino in via Longhin, dall'altra parte di San Cipriano, da capire se qualcuno li abbia aiutati caricando la refurtiva. Di certo hanno lasciato traccia del loro passaggio, reti divelte, cancelletti aperti, non solo. Abbiamo scoperto questa mattina che praticamente nel nostro ricovero attrezzi che abbiamo, diciamo, nel terreno
sono spariti alcuni materiali, tra cui un flessibile, un falcino, magari delle varie attrezzature che magari possono servire per andare a fare tentativi di furto in altre abitazioni. Poco distante, verso le 23:20, sempre in via Longhin, i ladri sono stati pure avvistati da un uomo che stava andando a dormire. Ho sentito dei rumori e mi sono affacciato alla finestra del primo piano, ci racconta. Erano in 2 e vestiti di scuro, forse travisati. L'uomo ha gridato loro di andarsene e così è stato. Ancora una volta si sono dileguati tra i vigneti di San Cipriano, indagano i carabinieri. Se si riesce a prenderli o con dei controlli più accurati, ben venga, però penso che sia un po' dura perché sembra che la studiano bene. La studiano bene, dice questo papà Mirko che ieri ci ha aperto le porte di casa, ma appunto la situazione è molto delicata in tante zone della Marca trevigiana. Marcon, dicevamo mentre stava andando in onda il servizio che solitamente questi furti si registrano con l'inizio dell'autunno e invece adesso non c'è stagionalità. Sembra che abbiano anticipato anche questo. Rimane sempre l'amaro in bocca quando violano la propria proprietà, perché poi non è semplice neanche superare lo shock di tornare a vivere a casa tua in tranquillità, al di là dell'entità del furto. La cosa che amareggia di più è quella di vedere violata la propria casa. Con i carabinieri si lavora, le polizie locali, ho visto che qui c'era un sistema d'allarme che non ha fatto da deterrente, perché abbiamo visto e sentito che squillava il cellulare. È sempre il tema di certezza di pena. Quando li prendi, questi sostanzialmente rimangono quasi impuniti e questo fa sì che nella cittadinanza poi ci sia anche un po' non c'è più quell'amore che dovrebbe esserci nei confronti di chi ti tutela. Bisogna in qualche modo cercare di cambiare anche a livello normativo gli strumenti che poi consentano al cittadino di difendersi. A me viene in mente per esempio il fatto della bicicletta rubata poco tempo fa, ripreso dalle telecamere dell'abitazione, rilanciato sui social e ha fatto saltare dalla sedia a sentir dire che il ripreso, il ladro ha detto guarda che adesso ti denuncio per violazione della privacy. Quindi sulla privacy, magari su tutte queste cose qua, qualche riflessione bisognerebbe farla. Quindi bisogna coincidere proprio anche sulla normativa. Di arrivare ad avere degli strumenti che siano effettivamente efficaci nei confronti di chi commette reati come questi, perché poi insomma tendono a non farli più. Intanto 2 ladri sono finiti in manette 2 notti fa a Santa Lucia di Piave, determinante la segnalazione di un cittadino al 113 e l'intervento dei poliziotti del commissariato di Conegliano. Si trattava di 2 pregiudicati dell'ex Mala del Brenta. Sorpresi a svaligiare un'abitazione, inseguiti e bloccati dai poliziotti del commissariato di Conegliano intervenuti sul posto grazie alla tempestiva segnalazione di un cittadino. 2 pregiudicati italiani di 61 e 67 anni sono stati arrestati in nottata in via De Amicis a Santa Lucia di Piave. I movimenti sospetti hanno fatto allarmare i residenti che hanno chiamato il 113. Uno dei 2 ladri faceva da palo in strada ed è stato il primo a essere individuato e inseguito. L'uomo ha scavalcato alcune recinzioni, infine è stato bloccato in un giardino. Con sé un borsone con all'interno flessibili, piedi di porco e avvitatori elettrici. Anche il complice uscito dall'abitazione ha tentato di divincolarsi dalla gente che ha cercato di bloccarlo, ma è finito a sua volta in manette. Entrambi indossavano abiti scuri, guanti e uno scaldacollo per coprirsi il viso. In casa, durante l'assenza dei proprietari, si erano introdotti forzando un accesso secondario e avevano messo a soqquadro tutte le stanze a caccia di soldi e gioielli. Refurtiva parzialmente recuperata, indagini sono in corso per appurare se i 2, con alle spalle precedenti per furto e rapina a mano armata, abbiano compiuto altri colpi. Processati per direttissima, i 2 ladri sono stati posti agli arresti domiciliari. Insomma, pregiudicati, volti noti, arresti domiciliari. Marcon. Arresti domiciliari, quindi sono a casa, adesso saranno in attesa dell'esito del processo, magari li condannerà, si auspica che li condanneranno, e poi però
cioè vedere che 61 e 67 anni, 61 e 67, 67 non di primo anni, pelo. sì, con qualche precedente, è evidente che sinora il percorso della giustizia rispetto a questi due soggetti non ha prodotto l'effetto desiderato, e cioè quello di reinserirli nella società cercando di farli vivere in un modo coerente alle norme. Crosato, si parla spesso di telecamere in questi casi, di videosorveglianza pubblica, privata, funziona? Sì, se poi ci permettono di utilizzarla e riusciamo anche a far sistema, perché il problema è anche quello che tante volte poi passa un certo tempo da quando noi mettiamo a disposizione le immagini vengono poi utilizzate dai carabinieri, e quindi dovremmo appunto snellire questo sistema. Io non sono riuscito in questo momento a dare accesso diretto alla mia videosorveglianza ai carabinieri, cosa che invece dovrebbe essere fondamentale, qualsiasi dovremmo avere al sistema. Riguarda la privacy. Esatto, quindi dovrei praticamente ogni volta devono chiedermelo e successivamente gli viene fornito. Questo quindi sarà anche su importante. questo servirebbe magari una semplificazione. Assolutamente sì. E vi leggo questo post dello zio materno di Giulia Cecchettin, Andrea Camerotto, che è stato anche lui vittima dei ladri. Almeno mi hanno lasciato la carriola e le cassette, ironizza con questo post sui social Camerotto, che appunto è stato vittima di un furto nel suo vivaio a Saonara nella notte tra il 20 e il 21 agosto. I ladri hanno rubato 500 piante di pinetti leilandi, una varietà usata per realizzare siepi. I malviventi sono entrati nella sua proprietà attraverso i campi e hanno rubato un'ingente quantità di piante, tutte della stessa specie. Camerotto ha presentato denuncia ai carabinieri, perché spesso questi sono furti su commissione, riguardano tutto, le bici, addirittura appunto le piante da giardino. Sì, queste sono anche piante particolarmente vendibili, perché sono quelle che facciamo normalmente le siepi, vengono tagliate e vengono tenute basse, insomma sono un danno economico importante per l'azienda che le produce. Allora saluto e ringrazio Massimo Bortoluzzi, consigliere delegato per la provincia di Belluno, consigliere delegato alla protezione civile. È stato spessissimo nostro ospite quest'estate, perché è lui di fatto a monitorare le frane sulla strada statale di Alemagna, le frane in Cadore, un impegno H24 Bortoluzzi. Le chiedo che giornata è oggi sulla strada statale di Alemagna e che estate è stata. Buongiorno a tutti, saluto anche gli ospiti in studio. No, sicuramente quest'estate è un'estate impegnativa per tutti quanti noi come provincia di Belluno e anche come ente gestore della strada, che è ANAS, che è il diretto interessato sulla gestione dell'Alemagna 51. È un'estate dura perché abbiamo avuto in primis la frana di Cancia, dove è stata interrotta la strada, ma ci sono stati danni anche per tutte le abitazioni di Cancia. E dopo sono arrivati subito i crolli sul Marcora e successivamente quelle colate detritiche che hanno interessato la strada e che tuttora non interessano la strada come colate, ma interessano la strada per la chiusura, perché abbiamo messo in piedi un sistema di allarme, ma il sistema di allarme chiude la strada nel momento in cui ci sono dei movimenti anche solo sospetti, perché magari c'è tanta pioggia, oppure con movimenti a monte però che dopo potrebbero interessare anche la strada. Quindi è stata un'estate travagliata, speriamo si esauriscono questi movimenti. Purtroppo i crolli sul Marcora creano continui accumuli di materiale a monte della strada di Alemagna, e ogni volta che piove, vediamo che purtroppo quest'anno è stato un anno molto piovoso, soprattutto luglio e giugno, e hanno portato molto materiale in strada e creano questo disagio per l'utenza stradale, che noi dobbiamo garantire la totale sicurezza per chi transita lungo questa strada, ma crea molto disagio anche per chi vive queste valli, e quindi dobbiamo trovare subito dobbiamo cercare di trovare subito un palliativo per quanto riguarda questo problema che c'è sulla strada.
Purtroppo sappiamo ANAS sta già lavorando su questo, però ci vogliono anni di lavoro per quanto riguarda trovare sia le risorse ma anche le progettazioni e la realizzazione. E questo è il tema, e questo è il tema, no, Bortoluzzi? Lei dice bisognerebbe trovare al momento un palliativo, ma poi per soluzioni strutturali servono anni, serve un piano straordinario annuale di fatto. Però non c'è tempo per i residenti e non c'è tempo se si guarda l'appuntamento che abbiamo tutti davanti, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La strada statale di Alemagna, la strada statale 51, è la strada delle Olimpiadi, che riguarda la provincia di Belluno, il Cadore, ma riguarda anche il Trevigiano, Presidente Marcon, e le frane del Cadore si accompagnano alle frane che si registrano sul Fadalto. Frane che hanno un peso specifico anche per l'Alpago, lo dico perché lo stesso Bortoluzzi poi è un amministratore dell'Alpago. A questo punto? A questo punto bisogna cercare di mettere a disposizione risorse, come è stato detto anche da Massimo, che colgo l'occasione anche di salutare, e lavorare, cioè bisogna prendere per mano una questione, fare sintesi, fare progettualità, è da tempo che si ragiona, poi bisogna concordarla con i territori e magari tutti i territori non la pensano allo stesso modo e quindi bisogna cercare in qualche modo di dare alle amministrazioni competenti gli strumenti per decidere e mandare avanti. Su tutti servono le risorse alla fine, perché poi sulla progettualità una sintesi la si trova, magari una sintesi che non accontenta tutti, ma il tema è che la sicurezza, e visto il ripetersi sempre in modo più frequente di queste criticità, di queste cose, serve cercare di metterlo in mano in modo più proficuo possibile. È facile a dirlo, forse è più difficile a farlo sicuramente, però su tutte queste cose io so che il problema maggiore è quello delle risorse, perché quando ci sono i soldi le soluzioni le si trovano e quando non ci sono intanto ragioni, fai progettualità, però alla fine intervieni solo in emergenza o a posteriori con manutenzioni straordinarie, pulizia di strade e non hai strumenti per fare prevenzione. E questo lo dico da presidente di provincia e so che il mio interlocutore sa di che cosa parlo. Se l'ente provinciale o gli enti deputati avessero la possibilità di gestire delle risorse sarebbero in grado di programmare azioni preventive. Oggi lavoriamo sempre ex post, nel momento in cui il danno è successo e non c'è tanti altri discorsi non ci sono alla base di un qualcosa di concreto. E vediamo le immagini. Ringrazio Tony Esposito e Simone Merlo dalla regia. Le immagini di inizio estate, le frane che si sono appunto susseguite in Cadore. È ipotizzabile perlomeno, Bortoluzzi, un tavolo congiunto provincia di Belluno, provincia di Treviso, una task force congiunta proprio sull'Alemagna? Sicuramente è ipotizzabile, noi ne abbiamo parlato anche in UPI. Ringrazio Stefano su questo, ne abbiamo parlato anche in UPI all'ultimo consiglio che abbiamo fatto e abbiamo proprio parlato della questione Alemagna. Ne avevamo parlato proprio con lei un anno fa circa, perché c'era il problema Fadalto e avevamo posto proprio il problema Fadalto per quanto riguarda le Olimpiadi, perché la chiusura, l'interruzione del Fadalto creerebbe dei problemi anche sulle Olimpiadi. Allora, se sulla parte montana abbiamo dei problemi che magari possono essere risolti col freddo perché tutto si stabilizza, magari potrebbero rimanere sulla parte del Fadalto. Quindi dobbiamo sicuramente trovare trovare una forma di collaborazione tra provincia di Treviso e provincia di Belluno, che c'è, perché comunque c'è molta sinergia tra enti e ci parliamo spesso appunto col presidente della provincia e anche col prefetto che adesso è il prefetto nostro, è il prefetto anche di Treviso e conosce bene tutte queste peculiarità che sono negative in questo momento per quanto riguarda la strada statale 51 di Alemagna. Dovremo far sintesi perché dobbiamo vederla sull'ottica
totale della strada, non possiamo vederla a pezzettini, perché se no non andiamo a risolvere il problema. Quindi cercheremo di fare quadro e sintesi su questo, e dopo, come diceva bene Stefano, il problema qual è? Il problema sono le risorse, bisogna trovarle e dopo metterle a terra il prima possibile, e dobbiamo fare squadra per far questo. Quindi noi abbiamo già fatto un documento a livello provinciale con un ordine del giorno dove abbiamo chiesto risorse e abbiamo chiesto un aiuto da parte degli enti sovraordinati, perché soldi purtroppo le province sappiamo bene che con la Del Rio sono state depotenziate e quindi non abbiamo neanche certe possibilità di lavorare, però abbiamo chiesto e abbiamo il dovere di chiedere agli enti superiori l'aiuto e le risorse per risolvere questi problemi che sono in questo momento qua non più procrastinabili in avanti. Bortoluzzi, dichiarare la strada statale di Alemagna emergenza nazionale? Si potrebbe, e in questo momento, se noi pensiamo alle Olimpiadi, sì, perché tutto il traffico da sud verso nord passa sull'Alemagna. Cioè, se noi non abbiamo l'Alemagna che è percorribile durante le Olimpiadi, in questo momento qua diventa un problema. Ma diventa un problema perché noi parliamo sempre di spopolamento della montagna, parliamo sempre che dobbiamo garantire i servizi. In questo momento, se non abbiamo questa infrastruttura che è l'unica che garantisce, l'unica, ce ne sono altre ma molto più difficili dove si può passare, noi dobbiamo in qualche maniera cercare di essere una ecco, Bortoluzzi si sta abbiamo avuto anche il capo dipartimento della protezione civile che è venuto proprio per questo problema, e dopo abbiamo avuto anche l'università, ma il concetto è molto chiaro. Casani. Quindi una task force Belluno-Treviso in vista delle Olimpiadi può essere... Può essere un'idea per poter lavorare assieme, gli elementi ci sono e gli amministratori, ma anche, come ha fatto bene fare riferimento alle prefetture che poi insomma hanno entrambe le esperienze che servono e la competenza sul territorio. Certo, potrebbe essere, importante sarebbe che ci fosse un coordinamento e che in qualche modo, ricordo, possa apportare un qualcosa di proficuo, perché poi si corre il rischio di fare analisi, tavoli e commissioni che non portino a nulla di concreto. Ma senza SCEI? Ecco, non c'è niente da fare, Cristian. Qui SCEI, se buoni tutti, diceva no, noi sensati sì bravo, ma oggi dei bravi siamo rimasti in pochi. E quindi qui comunque Roma deve fare la propria parte, soprattutto Roma, e l'appuntamento olimpico può essere il grimaldello che accelera il processo. L'appuntamento olimpico è già di per sé un'opportunità straordinaria per la comunità e la provincia di Belluno, perché si è stato in grado di agganciare alcune opere infrastrutturali che erano in previsione da tempo ma che mancavano di risorse. E in questa occasione straordinaria la Regione del Veneto concorre con pochissime risorse proprie, ma è stata brava a farsi trovare pronta con una progettualità che ha trovato risorse nell'evento Milano-Cortina. Alcune verranno realizzate entro la data delle Olimpiadi, altre verranno realizzate successivamente, ma al territorio rimarranno queste infrastrutture fondamentali per quel territorio stesso. E quindi Olimpiadi è già un'opportunità di per sé, però bisogna lavorare su quello che da tempo viene espresso come priorità dall'ente provinciale piuttosto che dal territorio. Grazie Massimo Bortoluzzi, consigliere delegato per la protezione civile, provincia di Belluno. Grazie Bortoluzzi. Noi allora... Grazie mille, adesso la rivediamo. Allora, noi chiaramente ci terremo aggiornati sull'Alemagna, lo facciamo pressoché quotidianamente con la nostra redazione di Belluno, coordinata da Tiziana Bolognani, e quindi resteremo sul pezzo. Un minuto di pubblicità, poi ritorniamo alla cronaca, ma soprattutto alla politica. Si aggiunge anche Stefano Pelloni del Partito Democratico, l'ho già visto collegato, ma poi andremo anche da Pelloni. Un minuto di pubblicità e ritorniamo.
Di nuovo in diretta per raccontarvi questa domenica a Nord-Est. Sono rimasti con me Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, Forza Italia, il presidente della provincia di Treviso, sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, rappresentante della Lega. Non so se siamo riusciti a ripristinare il collegamento, lo vedo nitido. Stefano Pelloni, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Treviso. Prima però di aprire la pagina politica, ancora la cronaca. Vi porto a Belluno per un'operazione importante, un'operazione antidroga. Fermato per un normale controllo lungo la statale 51, ma nel bagagliaio e poi in casa aveva cocaina, hashish e denaro in contanti. È finita così la corsa di un 28enne italiano, lavoratore stagionale, arrestato dagli agenti della volante del commissariato di Cortina. Gli operatori, insospettiti del comportamento agitato del giovane, hanno deciso di andare a fondo. 9 dosi di cocaina già pronte, 690 euro e 3 cellulari nascosti nell'auto. Da lì la perquisizione è proseguita fino all'abitazione, dove i poliziotti hanno trovato altri 55 grammi di cocaina, 150 grammi di hashish e 1.000 euro in contanti. Un sequestro importante che conferma l'attenzione investigativa sulla piazza dello Spaccio, tra l'Alto Cadore e Lampezzo, un territorio delicato e sotto osservazione da mesi. Lo scorso luglio un altro lavoratore stagionale, un 30enne italiano di origine venezuelana, venne arrestato alla fermata dell'autobus in centro a Cortina. Nella perquisizione personale e domiciliare saltarono fuori 36 bustine di marijuana già confezionate per lo spaccio, mezzo chilo della medesima sostanza, 1.600 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. Dopo la convalida dell'arresto eseguito martedì scorso, il 28enne è stato sottoposto all'obbligo di dimora. L'attività di indagine della polizia prosegue e si concentra sui contatti del giovane e sui suoi canali di rifornimento. E noi torniamo alle due notizie del giorno. La prima, il bimbo di 1 anno e mezzo precipitato ieri sera dal quinto piano di un condominio a Mestre in Corso del Popolo. Il piccolo si sarebbe infilato tra le barre di ferro del parapetto, tra una lastra di vetro smerigliato e l'altra. Dopo 5 piani di caduta libera è finito sulla tettoia in plastica ondulata di un condizionatore e poi sul terreno. Il fatto di essere finito su questa tettoia potrebbe in qualche modo aver attutito il colpo. Il dramma si è consumato per l'appunto in Corso del Popolo, all'altezza del parcheggio del supermercato Interspar alle 20:30. Il bimbo si trovava in casa, da quanto si apprende, con la mamma. Il papà era al lavoro. Ora si trova in gravi condizioni, gravissime, all'ospedale di Padova, dove è stato portato d'urgenza e dove è stato stabilizzato dai sanitari. E poi il maltempo che nella notte alle 11:30 si è abbattuto su Cavallino Treporti, sradicando diversi alberi. Ci siamo collegati con il sindaco Roberta Nesto che ci ha parlato appunto di una nottata di vera e propria mobilitazione con la riapertura della strada provinciale Fausta, la strada dei vacanzieri, in tempi record. Resta il fatto che parliamo di una nottata da tregenda, di un fenomeno violento particolarmente localizzato. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma appunto vedendo le immagini quasi per miracolo, parliamo appunto di via Fausta, una delle vie più trafficate dai vacanzieri. E poi vi rimostro queste immagini che arrivano dalla Restera, un albero sradicato. Sono in corso degli accertamenti per capire cosa abbia provocato quello che state vedendo dalle immagini, ma appunto questa è l'estate. Ne abbiamo parlato con Stefano Marcon fino a poco fa, degli alberi crollati, e quindi tanti sono i sindaci, gli amministratori che parlano di nuove risorse anche a livello nazionale per il ripristino, la manutenzione del verde pubblico. La politica, perché chiaramente non passa giorno che non ci sia
una novità, un aggiornamento, una retroscena, una dietrologia. Oggi possiamo di fatto dire che finisce la telenovela, la soap opera, il feuilleton sulla lista Zaia, perché pare che Luca Zaia sarà in lista con la Lega e sarà capolista della Lega in tutte le sezioni. Oggi è uscita la Nuova Venezia, la Tribuna del Mattino di Padova, con un pezzo dove si diceva appunto questo, e poco fa è arrivata una nota di Alberto Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Veneto, Delfino Zaiano, che dice appunto Luca Zaia è un militante della Lega e da buon militante ha dato la sua disponibilità per fare da capolista della Lega alle prossime elezioni regionali. Ora qualcuno inizierà a preoccuparsi davvero. Stefano Marcon, lei è un autorevolissimo esponente della Lega, che cosa ne pensa e ci può confermare questo? Luca Zaia sarà capofila del carroccio della Lega alle regionali? Io non ho l'autorevolezza per confermare questo. Oggi abbiamo questa notizia ed è una cosa positiva laddove dovesse concretizzarsi. Io comunque aspetterei ancora un po' il termine di queste vacanze ferragostane per capire l'assetto che prenderà la coalizione di centrodestra per il proseguio del governo del Veneto. È certo che il nome di Luca Zaia sia un elemento imprescindibile non solo per la Lega ma per la coalizione tutta laddove si andasse in questa direzione. Quindi io prendo atto oggi di quello che riporta la stampa odierna e ribadisco, attendo un attimino di capire come si evolve, perché la notizia di oggi è questa, magari domani ne troviamo un'altra e sappiamo anche un po' come funziona in questo periodo appunto di vacanze in termini di comunicazione. È indubbio che quando si parla del governatore uscente si parla di un modello di buon governo, si parla di una continuità auspicata che ha prodotto quelle opere e quei punti di riferimento che fanno sì che oggi il Veneto sia una delle prime regioni d'Italia. Stefano Pelloni, scrive Villanova, ora qualcuno inizierà a preoccuparsi davvero. A chi si riferisce Villanova? Al candidato della centrosinistra o fa riferimento invece agli alleati del centrodestra? Non mi piace parlare delle vicende politiche in casa d'altri. Permettetemi però una nota di tristezza rispetto all'epilogo del sultanato di Zaia durato 15 anni, perché voleva il quarto mandato e gli alleati gliel'hanno bocciato, lo ricordo, non i leghisti, non la sinistra, gli alleati gliel'hanno bocciato. Voleva poi arrivare all'anno prossimo per inaugurare le Olimpiadi e anche su quello gli alleati gliel'hanno bocciato. Allora poi alla fine voleva la lista Zaia almeno, e anche quella gli alleati gliel'hanno bocciata sonoramente, e alla fine l'unica cosa su cui può sindacare in casa sua è almeno la candidatura capolista in ogni circoscrizione. Mi sembra che sia una sconfitta su tutta la linea da parte del governatore Zaia, e questo mi mette un po' tristezza, perché comunque l'apprezzamento a grandi linee è molto legato a una comunicazione molto presente, molto efficace, e abbiamo visto anche nelle ultime vicende dell'assessore Bottacin come era finanziata questa comunicazione così efficace, però, cioè con i soldi dei cittadini, però c'è da dire che godeva il presidente Zaia di un apprezzamento trasversale, non solo relativo agli elettori della Lega. Questo epilogo della sua vicenda, del suo mandato elettorale, io lo trovo un po' triste, nel senso che ha fatto la figura di quello che si attaccava alla poltrona in ogni maniera, e in ogni maniera voleva dimostrare una propria importanza, una propria ruolo decisivo, ed è stato bocciato
miseramente proprio su tutto Quindi, quello insomma, che chiedeva dai suoi alleati, non da quelli del PD cattivi, di sinistra, i comunisti, eccetera. No, dai suoi alleati è stato bocciato su ogni richiesta. Per fortuna che non doveva occuparsi grazie Cristian. Pelloni, per fortuna che non doveva occuparsi delle cose quindi dico Villanova probabilmente dice quelli che si devono preoccupare sono i leghisti, che hanno visto che non contano più niente nel rapporto con gli alleati, probabilmente, non lo so. Allora, visto da Forza Italia, Emanuele Crosato, sappiamo che Tosi in particolare non è stato tenerissimo, anzi, nei confronti di Zaia negli ultimi mesi, anzi lo ha sottoposto a un cannoneggiamento pressoché quotidiano. Quindi, non so, anche per lei cito Pelloni, le darò il copyright Pelloni, siamo di fronte all'epilogo del sultanato. Guardi, questo non lo penso, credo che il Presidente Zaia e tutto il centrodestra abbia lasciato comunque un'impronta nel Veneto importante. E si apre una nuova stagione, Forza Italia aveva detto da subito che non ci sarebbe stato il terzo mandato, che molto probabilmente saremmo andati a votare in autunno, che molto probabilmente, come è naturale, non ci fosse stata la lista Zaia, perché qualsiasi candidato presidente del centrodestra farà logicamente la sua lista. Non vedo perché, come succede nei comuni, non è che presenti la lista del candidato precedente o del sindaco precedente, quindi la vedo una cosa del tutto naturale. Poi Stefano Pelloni l'ho visto veramente oggi inviperito, forse anche per l'assenza del gatto, solitamente è sempre accompagnato dal suo splendido gatto e quindi magari essendo oggi in ufficio, non avendolo, gli manca un po' la pet therapy. Però appunto le vedo, come ha detto prima Stefano Marcon, è un periodo preelettorale e si va verso la campagna elettorale che ormai è stata avviata, però aspettiamo. Lei Crosato la fa facile, nel senso la vedo serafico, sereno, però insomma noi siamo sereni perché Forza Italia cresce. E Zaia sono state... Ma insomma, sì, ma è anche c'è chi un dice po'... che ha fatto più opposizione Tosi che l'opposizione vera. Roberto Marcato, per esempio. Io da tecnico della regione vedo il Consiglio regionale e vi assicuro che il PD c'è, cioè l'opposizione del PD c'è sempre stata in questi 5 anni, quindi non noto questa cosa e anzi vedo che Forza Italia è sempre stata, il gruppo consigliare è sempre stato coerente e ha sempre collaborato. Quindi a Palazzo Ferrofini ha regnato l'armonia. Tosi. Insomma, Tosi, possiamo dirlo, non è gentile nei confronti di Zaia, dell'alleato leghista, nel senso il film di Crosato lo condivide. Emanuele è un bravo ragazzo, Emanuele è stato un mio primo consigliere provinciale a tal proposito, no? Perché un po' posso rispondere a Stefano Pelloni e mi viene in mente quando si dice che sbagliare è umano ma perseverare è diabolico. Giovanni Manildo, che gode della mia stima, è dentro in casa degli altri, no, faccio come te Stefano, non voglio parlare della cosa degli altri, ma parlerò solo di quello, farò la medesima cosa. Giovanni Manildo, persona che tra l'altro io stimo perché nei rapporti personali c'è anche dialogo, ma politicamente parlando, nel 2016 ha corso contro di me come presidente di provincia con un progetto mega galattico, allargato a chi più potesse mettersi dentro, ha perso. Nel 2018, sempre con questa coalizione, grande coalizione, ha perso al primo mandato senza andare neanche al ballottaggio.
Per chi mastica un po' di politica, non arrivare al ballottaggio per un sindaco uscente è una batosta galattica sotto il profilo. Ma questo che cosa certifica? Che i cittadini hanno detto no al progetto politico con il quale ti sei candidato. Ed è verosimile che non puoi mettere assieme l'ideologia di estrema sinistra con magari qualche moderato di centro e che tutti si vadano dentro. Il campo è troppo largo. Non governi in nessun modo, tu pianti il sistema in modo tale che non succederà nel caso del Veneto sicuramente, ma c'è stata questa eccezione di Treviso nel 2013 che ha portato, sì, nel 2000, no, quando era il mandato non ricordo più, che ha portato a questa parentesi. Neanche il ballottaggio. Tony De Re ha perso al rinnovo, ma almeno è arrivato al ballottaggio. Capiamoci. Quindi lei dice, io Stefano Marcon ho vinto la sfida con Giovanni Manildo, questo significa che il progetto politico non sta in piedi, lei dice, esattamente. Ma questo significa che lei potrebbe essere un candidato presidente anti-Manildo? No, questo glielo escludo sicuramente. Guardi, io non sarò sicuramente candidato contro Manildo, è escluso al 100%. Però sicuramente candidato consigliere. Io da buon militante leghista ho dato la mia disponibilità, così come fanno tutti i leghisti se arriva la chiamata, e poi deciderà il partito. Però torno a ripetere, la riflessione di natura politica. Si fanno aggregazioni che poi non hanno nessun nesso, non stanno assieme, non si parla di programmi. Pelloni, dice Marcon, è un campo troppo largo il vostro. Questa è una, mi sembra una scusa, solo una voglia di attaccare il campo avversario, ma mi sembra lamentarsi. Cerco di essere oggettivo. Grasso, ecco, diceva mia nonna. Diciamo così che magari tutti i campi fossero così grandi, ma come ha ricordato lo stesso Marcon, nel 2018 Manildo perde perché alcuni alleati hanno deciso di abbandonare il campo per delle liti fra assessori che ci sono stati, eccetera, eccetera, non sicuramente per responsabilità di Giovanni Manildo, quindi non voglio ricordare esperienze ormai lontane, ma voglio solo dire che uno dei nomi che mi sembra molto papabile è quello di Bitonci, che è stato sfiduciato dai suoi stessi alleati dopo 2 anni che governava Padova, e adesso i leghisti la guardano col binocolo Padova, altro che Mario Conte a Treviso. Quindi non confonderei piani elettorali regionali con piani elettorali passati, da cui sono passati soprattutto 7-8 anni, ecco, diciamo così. Sappiamo anche che le fasi politiche sono condizionate molto le elezioni locali sono condizionate molto dalle fasi politiche. Quando nel 2018 Manildo ha perso, è vero, al primo turno, la Lega di Salvini era arrivata al 30%, adesso la Lega a livello nazionale, penso che Marcon firmerebbe una cambiale in bianco per rivedere la Lega al 30% a livello nazionale, ma se la sogna, diciamo così, era ben lontana dal papete, da Salvini che chiede i pieni poteri e poi viene mandato a casa, e quindi diciamo così che sono fasi politiche che è difficile paragonare. L'unico aspetto, secondo me, importante è che effettivamente Manildo, dato per sicuramente svantaggiato, dato per perso, dato per sfida impossibile, Treviso è la capitale della Lega, della provincia più leghista d'Italia, è riuscito a battere non un sindaco qualunque, ma lo sceriffo, il nostro Giancarlo Gentilini, quindi quella volta lì ha dimostrato che è l'uomo giusto per le sfide, anche quando vengono considerate sfide impossibili.
Allora, Oggi Stefano Pelloni... il centrodestra considera il Veneto una cosa propria in cui gli avversari non toccheranno palla. Io gli consiglio di continuare così, gli consiglio di continuare una campagna elettorale senza decidere il candidato governatore, basta che ci facciano sapere quando sarà la data delle elezioni e dopo noi ci presenteremo e saranno gli elettori a decidere, e io spero che facciano una bella sorpresa come nel 2013 al centrodestra, quando la battaglia impossibile di Giovanni Manildo è risultata vincente. E insomma, lei, Pelloni, expressis verbis, gufa, chiaramente, giustamente fa gufa, e quindi mette il dito nella piaga del centrodestra. Però resta il fatto, Pelloni, che lei è abile e arruolato, è candidato ufficiale consigliere del Partito Democratico, perché quello che è certo è che il PD ha giocato d'anticipo, cosa che non ha fatto il centrodestra. Una strategia che mi pare condivisa però un po' da tutti i partiti, da destra a sinistra, è quella di candidare o comunque chiamare a raccolta gli amministratori locali. Quindi lei è consigliere... No. Sì. Io non sono candidato, però voglio dirlo chiaramente. Lei non è candidato? No. Sì, no. Anzi, Okay. c'è la mia collega che Stefano Marcon penso rimpianga in provincia, l'ottima consigliera comunale di Treviso Antonella Tocchetto, mia collega da tanto tempo, che è stata anche consigliera provinciale con Stefano Marcon per molti anni, e ad esempio c'è il mio amico Paolo Galeano, ma c'è una lista di amministratori. Sì, quindi insomma lei farà campagna elettorale per loro. Per tutta la squadra del PD farò campagna elettorale sicuramente, poi ci sono delle persone con cui ho condiviso degli anni di amministrazione locale importante, a cui sarò più vicino sicuramente. Okay. Però resta il fatto che tutti i partiti stanno chiamando a raccolta sindaci, amministratori locali, lo sta facendo anche la Lega. La Lega guarda gli amministratori locali, del resto se i partiti vogliono massimizzare il consenso la strada è stretta, o no Marcon? Anche la sua candidatura la danno quasi tutti per certa. Non vorrei tirarla per la giacchetta, ma... Vorrei toccarmi scaramanticamente, ma magari in diretta è meglio non farlo. Poco fine, sì. Però io credo che la strategia oggi sia quella di cercare di dare lo spazio a chi ha dimostrato sul campo che vi è consapevolezza amministrativa, un po' di esperienza fatta, e che quindi portano assieme e come valore aggiunto anche alcuni risultati da poter spendere nei territori. I sindaci e gli amministratori che sono o saranno chiamati a concorrere a questa campagna elettorale hanno avuto la possibilità, molti hanno avuto la possibilità di poter dare prova che un po' di esperienza amministrativa la si è fatta, e la si è fatta sul campo, che a mio modo di vedere il campo, fra virgolette, è quello che ti dà l'opportunità per formarti. Se parliamo con Emanuele da sindaco e da già consigliere provinciale, il suo campo lo vede chiamato in causa direttamente, anche quasi quotidianamente, quindi ci si forma. Ma lei ha ricevuto già una telefonata da Tosi, da Fabio Chies per un'eventuale candidatura. Fabio Chies non più tardi di 2 settimane fa qui ha parlato, ufficializzando la sua candidatura, ha detto ci saranno con me diversi amministratori locali della Marca trevigiana, e ha fatto il nome espressamente, lo ha esplicitato, di Cristina Andretta, l'ex sindaco di Vedelago. Crosato, ci sarà anche lei in questa lista? No, ci sentiamo quotidianamente sia con Tosi che anche con Fabio, ma io darò supporto a Fabio Chies, il sindaco di Conegliano, è il comune più importante della sinistra Piave, e quindi è giusto che sia lui a correre. Come ha detto Stefano Marcon, le regionali sono importanti, e sono importanti i sindaci e gli amministratori perché servono le preferenze, e quindi è importante riuscire ad attrarre queste preferenze, e fortunatamente Forza Italia cresce e rispetto a 5 anni fa abbiamo delle ottime possibilità, e quindi ce le giochiamo. Quindi lei supporta che vi... Assolutamente sì. Ok, quindi vi concentrate su Chies, e stavolta dite c'è la possibilità di portare a casa un consigliere regionale di Forza Italia per la Marca trevigiana? Sì, ci correremo. Per noi è fondamentale avere un riferimento in regione, cosa che non
non abbiamo avuto questi 5 anni, non abbiamo avuto un riferimento nazionale e quindi per noi diventa fondamentale. E Pelloni, chiaro che sia anche il vostro obiettivo portare a casa almeno un consigliere regionale del Partito Democratico, come PD trevigiano. Ricordo che l'ultimo era stato, se non erro, Andrea Zanoni, che poi è passato... Le previsioni per la lista e per la coalizione vincente siano ben più di un consigliere regionale a Treviso, e quindi mi auguro che il Partito Democratico possa avere almeno un paio o 3 consiglieri regionali. Cioè, lei confida ovviamente su un effetto tonificante della candidatura del trevigiano Manildo. Non potrebbe essere altrimenti. Sarà motivo d'orgoglio per noi, ma anche una responsabilità. Il Partito Democratico, ad esempio, è il primo partito in città Treviso e vuole mantenere questo primato, anche perché la candidatura dell'ex sindaco Giovanni Manildo è una candidatura che i cittadini hanno apprezzato e hanno sostenuto, e gode di un'autorevolezza in città, e quindi noi ci aspettiamo e noi faremo di tutto per stare al fianco di Giovanni Manildo perché abbia un buon risultato. Allora, ho 49 secondi esatti di pubblicità, ci rivediamo fra pochissimo per le battute conclusive. Battute conclusive, davvero sono rimasto con Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso, sindaco di Castelfranco, Lega, Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, Forza Italia, Stefano Pelloni, capogruppo del PD in Consiglio Comunale a Treviso. Pelloni, senta, vi chiedo proprio una battuta velocissima sulla questione Leoncavallo. Sgombero dei centri sociali, se ne sta parlando, insomma si sta calando l'esperienza del Leoncavallo su tutti i territori. A Treviso si parla del Django, ci sono già delle prese di posizione da parte di Fratelli d'Italia, da parte della maggioranza. I centri sociali vanno sgomberati dopo quello che è successo al Leoncavallo. Che cosa sta accadendo? Vi chiedo proprio 20 secondi a testa, poi su questo ritorneremo. Pelloni. Ma il Django ha una legale convenzione stipulata nel 2016 e quindi che andrà avanti fino al 2026. Io penso che debba proseguire quell'esperienza. Il problema delle nostre amministrazioni locali è che dobbiamo riempire, riqualificare, rigenerare i buchi urbani. Le esperienze di riqualificazione che esistono già, perché le dobbiamo sprecare? Pensiamo a riqualificare, abbiamo decine di vuoti nelle nostre città, pensiamo a riempire quelli prima di sgomberare. Poi se Fratelli d'Italia ha un chiodo fisso ed è quello del Django, se ne facciano una ragione, insomma, ma secondo me il problema di un amministratore coscienzioso è quello di riempire gli spazi, di riqualificare i buchi neri delle città, Django non sì, di abbandonare, di sgomberare quelli che già ci sono. Marcon, Django sì, Django no, ma a Castelfranco ci sono dei centri sociali, c'è qualche problematica analoga. Lei che cosa ne pensa di tutta questa tematica, brevemente? Io penso che serva sempre comportarsi nella legalità. E sembra appunto che in qualche caso questi frequentatori di centri sociali non si siano comportati nell'alveo della legalità, e quindi è importante secondo me come amministratori che si persegua sempre questo come fine. Poi grazie mille, sì, perché veramente dopo mi bastonano giustamente dalla regia. Crosato, 20 secondi, sì o no? Dove c'è un contratto d'affitto o qualsiasi forma nella legalità rimangono, dove invece non c'è un contratto d'affitto o nessuna forma di legalità è opportuno che vengano sgombrate. Chiaramente ormai sono tutti temi da campagna elettorale, perché ci stiamo avvicinando, resta ancora da fissare una data per le regionali in Veneto, anche questo sarebbe un tema. Il pallino qui ce l'ha Luca Zaia, quindi in tanti stanno attendendo che il governatore uscente sciolga le riserve. Io vi ringrazio davvero, grazie Stefano Marcon, Emanuele Crosato che sono con me fin dall'inizio. Abbiamo parlato di tanti temi anche istituzionali, della viabilità in una giornata molto critica segnata dal controesodo. Abbiamo poi parlato dell'allerta sicurezza, ci siamo collegati con la provincia di Belluno, con Massimo Bortoluzzi per il punto aggiornato sull'Alemannia. Abbiamo anche lanciato
una possibile task force tra territori, tra Treviso e Belluno, proprio per occuparsi della strada olimpica, perché appunto l'evento olimpico pende come una spada di Damocle sulla strada di Alemania, e poi ovviamente tutti gli aggiornamenti di cronaca, dal maltempo del Cavallino a quel bimbo che è gravissimo all'ospedale di Padova dopo essere precipitato dal quinto piano in un condominio di Corso del Popolo a Mestre. Chiaramente torneremo su tutto a partire dalle 19:30 nel nostro telegiornale per la provincia di Treviso, ma ci saranno gli aggiornamenti anche dalla regione. Grazie anche a Stefano Pelloni, capogruppo del Partito Democratico a Treviso. Grazie Pelloni ovviamente, e buona domenica. Grazie a Simone Merlo e Tony Esposito dalla regia. Subito dopo la sigla e il meteo c'è il programma Itinerari turistici, che sarà dedicato a Enego, quindi a questo territorio dell'altopiano dei 7 comuni, e poi il film Suffragette, un film britannico del 2015 con Meryl Streep. E insomma un pomeriggio da non perdere su Antenna 3. Buon proseguimento.